I problemi etici del fine vita, un convegno che si tiene al Abruzzo e che sta mettendo in luce quello che è uno dei temi più dibattuti, sapere come si andrà a finire, in che modo, con quali modalità e con tempi e appunto un'organizzazione che sia di supporto al fine vita. Siamo col direttore generale del Abruzzo, Agnese Fodis. Dottoressa, qual è lo stato dell'arte? Sono 2 anni che noi svolgiamo questo convegno sul fine vita e sulle disposizioni anticipate di trattamento, perché le riteniamo di basilare importanza. Questo è un ospedale che vive e vede la sofferenza e noi ci siamo resi conto di quanto sia importante avere delle informazioni, dare la possibilità, aiutare ai cittadini che di fatto non avranno in seguito la capacità di autodeterminarsi e quindi rilasciare dei testamenti biologici dove in questo modo sono loro a decidere sui trattamenti sanitari che a loro verranno somministrati nel momento in cui loro non sono in grado di autodeterminarsi. Dottor Pireda, qual è il tipo di atteggiamento che l'Ordine dei Medici tiene rispetto ai problemi etici legati al fine vita? L'Ordine dei Medici ritiene assolutamente fondamentale trattare e affrontare argomenti come il testamento biologico, le date e fine vita, in una medicina che è sempre più frenetica ma che ha bisogno di approfondire e di trattare questi argomenti nell'interesse dell'autodeterminazione del paziente. Professor Mori è uno che può dirci una cosa: quando non saremo più in grado di determinare il nostro stato di coscienza, di salute e di vita, cosa accade in Italia? Ma accadono cose strane. Comunque l'importante è che c'è una forte tendenza a valorizzare l'autodeterminazione e le scelte del paziente, questo non solo per il lasciare che le terapie cessino, ma anche per chiedere la morte volontaria. Questo è il nuovo problema oggi in discussione, ma c'è una prospettiva anche in questo senso